Juniores dell'atleta che sta giungendo. Ma mi sposto io, non ho miei problemi. Devo arrivare su che ho da suonare. Atletica Vicentina. Prima quindi nella categoria Juniores, vediamo questo arrivo. Seconda nella categoria assoluta Francesca Smidolo, Atletica Veneto. Col 531 arriva Valentina Bernasconi dell'Atletica Mogliano e poi l'atleta di cui non ricordo il nome, quindi non ho il numero, mentre questa è Beatrice Maggior, pluricampionessa dell'Atletica Mogliano, vince 3 rilievi, mentre un gran finale per Giada Melo della Sindustria Padova. Vai! Se dici agli organizzatori, se mi fanno fare il passaggio quando che ci arriva l'elenco degli allievi che a me manca. Cioè, ora che arrivano mi interessa, ma... Allora Aldo, dimmi se posso proseguire con le premiazioni. Sarebbe arrivato... Ma certo! Se si ritira va fuori dall'aula. Tiriamo così che ci vedi meglio. Facciamo una categoria unica. Bravo Francesca, vai, corri. Scatta! Vai Samantha! Quinto, Morena Moretton, Atletica Vittorio Veneto. Laura! Sesto, Luigi Ghirardello. Scusate, quarto è vero. Quarto. Luigi Ghirardello non sta guardando controllare, ma non c'è la società. Al terzo posto Ennio Mezzalira, gruppo sportivo Bertolo. Vediamo Giovanni Colotte, Atletica Vittorio Veneto. Ella sa hermano o sea, la è grazie tanto. Non vede che tocca aspettare che Claudio. Claudio? Scusa, ma non vedo arrivare queste istruzioni. Vogliamo fare l'applauso a questi atleti che ora si prestano al fotografo, anche il fotografo ufficiale di Sport City, la rivista magazine più letta in tutto il nord-est. Agli occhi da bene. Vai, Ayla! Vai! Sinistra! Devi aspettare? Eccolo lì! Davanti!
premiazione categoria amatori cross road. Sì, eventualmente ti blocco perché sì, vedo lo starter che agita nervosamente la pistola. Io ho bisogno di un minuto, se possibile. Vai. Allora, terzo classificato. La partenza. Anche Stradiotto, Praga, Scolaro, Denda, atleti di cui fra poco sentirete parlare. Al centro dello schieramento Dylan Cutelli, tra l'altro in seconda posizione Michele Scolaro dell'Atletica Vicentina e poi Matteo Stradiotto del San Marco. Effettivamente sono due corse assolutamente diverse. Dylan Titon a rallentare gli atleti che seguono, cerca di muoversi Morini dell'Atletica Vicentina, bella squadra quella dell'Atletica Vicentina. Meglio che non dica quel che pensa. Dylan Titon transita. E tanto vediamo, mi sembra che si siano leggermente mossi. 5,89, 5,91, 5,75. Al comando di questo gruppo di insegnatori Scolaro, Morini, entrambi della Vicentina, con 5,75 Denda dell'Atletica Mogliano. Dai, ragazzi! Morini Scolaro, un altro atleta della Vicentina, per 594 Andrea Fortuna, e poi Denda dell'Atletica Mogliano. Sembra che Morini abbia deciso di muoversi. Morini è giunto sesto nella prima gara, settimo nella seconda, terzo in entrambe le prove precedenti. Questo ragazzo che transita, ricordiamo, è il numero 1 in Italia di categoria, viaggia per conto suo. Mi piace. Eccolo Morini, esperto dell'Anafeltro Scolaro della Vicentina, gli altri concorrenti, due giri davanti alla conclusione. Ma certo. Categoria crossroad, categorie femminili per cortesia. Allora diamo le prime tre classificate assolute. Allora abbiamo per l'Atletica Aviano al terzo posto Manuela Moro, è presente. Seconda classificata per la Venezia Runners Murano, Paloma Salado Morano. Allora, Paloma Salado. Quindi prima classificata per l'Atletica Primera Marta Santa Maria con un tempo di 48,50. Grandi applausi per lei. Si prepari